Nel tardo pomeriggio di sabato scorso a Porto Empedocle, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera hanno tratto in arresto un 51enne originario di Ribera in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è stato ritenuto presunto autore dell'omicidio del giovane tunisino Majob Aymen avvenuto a Ribera lo scorso 10 febbraio, che ha scosso profondamente la comunità riberese. Immediatamente dopo il fatto i carabinieri della tenenza di Ribera e del nucleo operativo di Sciacca hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca. Ciò ha permesso di acquisire, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gravi indizi a carico dell'arrestato. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l'emissione della misura cautelare accolta dal GIP ed eseguita nella giornata di sabato scorso dai carabinieri. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca.